Sono 809 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 14.296 tamponi processati nell'isola. L'incidenza risale fino al 5,7% per effetto del basso numero di tamponi. La Sicilia è di nuovo prima per nuovo contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 11.757 con un aumento di altri 408 casi. I guariti sono 395, mentre nelle ultime 24 ore si registrano 6 vittime. Il totale dei decessi sale così a 6.056. Sul fronte ospedaliero sono 370 ricoverati, 16 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 32 ricoverati, 2 in meno. Nella nostra provincia i tamponi effettuati sono stati 506, rilevando un numero di casi positivi di 139 individui, di cui ospedalizzati 5, assistiti a domicilio 136, soggetti guariti 61, nessun deceduto. Su 356 ospedalizzati il maggior numero si rileva presso l'ospedale Parlapiano di Ribera con 32 soggetti. Su 35 ospedalizzati il maggior numero si rivela presso l'ospedale Parlapiano di Ribera con 32 soggetti e 3 ad Agrigento, a San Giovanni di Dio. Intanto anche nelle nostre farmacie si potranno fare i tamponi, tra queste la farmacia comunale di Monserrato del dottore Baldacchino, che ha allestito anche uno spazio esterno dove, restando in macchina, si effettuano i prelievi e dopo 15 minuti si sa l'esito. Buono il riscontro finora ottenuto da parte della farmacia, che ha raggiunto i 1000 tamponi effettuati. Buongiorno, allora sì, noi siamo già attivi con il servizio veramente da 3 settimane, è molto semplice. Basta venire in farmacia, si reca in macchina, facciamo accomodare il cliente direttamente sotto la postazione, così per evitare qualsiasi contatto il cliente rimane in macchina, facciamo la raccolta dati, dopodiché si esegue il tampone come un drive-in, quindi in tutta sicurezza, sempre con le dovute precauzioni, quindi mascherina, tutti i DPI necessari per il caso. Devo dire un ottimo servizio, stiamo riuscendo a sviluppare al meglio, questo grazie alla lungimiranza del dottore Baldacchino, che è stato proprio lui l'artefice e colui che ha spinto affinché facessimo i tamponi in farmacia, e stiamo dando veramente una risposta importante a tutta la cittadinanza, perché stiamo facendo veramente tanti tamponi e quindi questo ci permette uno screening accurato, oltre a dare appunto una mano nel contenere i casi e quindi la pandemia nella città di Agrigento. Ecco, i tempi di esecuzione, dottore? I tempi di esecuzione vanno dai 10-15 minuti, tutto complessivamente, sia dalla raccolta dati che poi l'effettuazione del tampone fino alla refertazione. Rilasciamo pure il certificato che può servire per chi deve partire, quindi in aeroporto, oppure per i matrimoni e quindi per il rilascio del Green Pass. Ecco, è consigliabile anche a chi è vaccinato fare un tampone, insomma, può essere necessario talvolta? Devo dire purtroppo, ahimè, di sì, perché abbiamo avuto qualche caso di gente vaccinata che ha completato entrambe le dosi e che purtroppo è risultata positiva, pur non avendo però gravi sintomi, comunque asintomatico. Ecco, la gente che domande fa, insomma, la curiosità cosa li spinge, insomma, a fare, c'è un po' di titubanza oppure viene tranquillo? Allora la gente viene quando magari, soprattutto sì, per partire, quindi deve fare qualche viaggio, prendere l'aereo, per gli eventi che abbiamo detto, nei matrimoni, battesimo, oppure perché sa di aver avuto un contatto negli ultimi giorni con un positivo, quindi viene, ci chiede a noi se è il caso di fare il tampone, noi giustamente diamo le dovute risposte, perché magari se il contatto è avvenuto il giorno prima non ha tanto senso fare il tampone l'indomani, ma bisogna aspettare dai 5-10 giorni e vedere poi, magari fare il tampone e vedere quindi se c'è positività o meno. Ecco, in questo lasso di tempo c'è stata una richiesta, se possiamo dare un dato così anche generico. Come? Un dato generico sull'affluenza, se c'è stata un'affluenza presso la vostra struttura, sì, se ci può dare qualche numero. Insomma. A oggi sì, ma abbondanti 2 settimane abbiamo fatto sui 1000 tamponi. E come hai deciso di fare il tampone? Per prendere l'aereo domani, è necessario però rentrare in mia casa. Dove vai? Marsiglia.
Quindi ti trovi ad Agrigento casualmente? Sei ad Agrigento per turismo? Sì, turismo.